qui con Alessandro Checchetto, portiere del Y Sport Valdagno. Allora, come partita che subito purtroppo è iniziata e avete forse preso qualche gol di troppo fin dall'inizio. Il secondo tempo avete provato, almeno io quello che ho visto facendo telecronaca, avete provato a creare più in fase offensiva, forse però non siete stati concreti o è stata più la difesa del Montecchio? Quali sono le tue sensazioni riguardo alla partita? Allora, buonasera a tutti, intanto sono Giulio, non Alessandro. Però allora l'analisi di questa partita è che, come è successo altre volte, c'è stata molta disattenzione i primi 5 minuti da parte mia e della squadra, e questo ci taglia sempre le gambe perché dobbiamo recuperare tanti gol e sicuramente contro una squadra come il Montecchio non è facile, e quindi è un po' riassunto della nostra stagione, perché se siamo nella posizione in cui siamo è colpa nostra. Però c'è di buono che nel secondo tempo abbiamo giocato con più lucidità, e anche dopo la prima parte del primo tempo, dopo i primi 10 minuti, abbiamo giocato con testa ed è stato un derby combattuto, anche se era l'ultima giornata, cioè, gli animi erano molto accesi, e di buono ci portiamo il fatto che stiamo, anche se un po' in ritardo, imparando a reagire a questi momenti difficili, e quindi basta migliorare la concentrazione nei primi minuti, e i gol li abbiamo fatti e abbiamo avuto molte occasioni, e dopo ci andremo a giocare la salvezza solo in un'occasione, e ecco, questa è la mia analisi. Sì, no, infatti perché quello che dicevo è che nel corso della stagione avete offerto anche prestazioni di un certo tipo. Dicevo a scanso, cioè uno guarda la classifica e vede Valdagno ultimo, però magari forse i punti che avete sono stati pochi per come in alcune fasi, in molte partite le avete appunto interpretate. Forse come dicevi tu all'inizio c'è tanto magari, c'è qualche momento di sconcentrazione che però forse è anche normale, siete comunque una squadra giovane, no? Sì, però penso che soprattutto all'inizio della Coppa Italia, quel girone lì di prova, diciamo, abbiamo dimostrato che sicuramente potevamo fare di più, penso che c'erano buone aspettative dopo quello che avevamo fatto, quindi sì, dopo l'inesperienza possiamo tirare fuori tante cose, però altre squadre che hanno più o meno la nostra età l'hanno fatto meglio di noi, quindi questo è. Va bene, grazie, in bocca al lupo Grazie, per i playoff. grazie.